I parcheggi di fronte al tribunale verranno allungati? In che senso allungati? Perché sono sottodimensionati, non sono a norma, perché le macchine quando parcheggiano lì con la parte anteriore occupano metà marciapiede. I parcheggi vengono fatti da chi ha competenza nelle misure possibili da prendere. A me risulta che non sono a norma comunque, perché sono sotto i 5 metri, quindi quando uno arriva lì con la macchina, per non far star fuori la parte posteriore, occupa metà marciapiede. Quindi se si dà priorità ai pedoni, io penso che lì o allungate. Non ho capito quale Quello di fronte al tribunale, i parcheggi. Sì, quelli segnati in giallo, per intenderci. Non rispettano le norme di lunghezza, perché dovrebbe essere 5 metri. Se dovete rifare le strisce, cioè vuol dire, tenete in considerazione anche questa cosa, perché se lei passa di là, le macchine sono quasi tutte, visto che sono macchine anche voluminose, che occupano metà marciapiede con la parte anteriore della macchina. Cioè dico io, se si deve agevolare i pedoni, le biciclette. Andiamo a misurare. Devono i urbani di fare quello che devono fare. Quando prendiamo in considerazione gli spazi destinati alla sosta sulla sede stradale, dobbiamo fare riferimento al nuovo codice della strada e al decreto ministeriale del 5/11/2001 riguardante norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade. Esistono 3 principali disposizioni degli stalli rispetto alla sede stradale: longitudinale, dove gli stalli sono disposti parallelamente alla direzione di marcia dei veicoli; a spina di pesce, dove gli stalli sono disposti generalmente a 45 gradi rispetto alla direzione di marcia dei veicoli; oppure a pettine, dove gli stalli sono disposti ortogonalmente alla direzione di marcia dei veicoli. Il decreto ministeriale del 5/11/2001 prevede che quest'ultima tipologia di stalli deve avere le seguenti dimensioni: 5 metri di lunghezza e 2 metri e mezzo di larghezza, come si può ben vedere dal disegno qui riportato. Gli stalli, segnati in giallo e posti ai piedi del Tribunale di Portogruaro, hanno invece una lunghezza che di poco sfiora i 4 metri. Di conseguenza, viste le dimensioni di una vettura, sia essa a 2 volumi o a 3 volumi, l'automobilista, per non lasciare fuori dalle strisce la parte posteriore dell'auto, tocca con le ruote anteriori il marciapiede. In questo modo la sede del marciapiede viene in gran parte ostruita dalle autovetture in sosta. Perciò riflettano bene gli amministratori di Portogruaro quando dovranno rifare la segnaletica stradale in questo tratto di strada, perché la questione non è di poco conto, nonostante l'ilarità espressa da qualche giornalista presente alla conferenza stampa, che prima di parlare dovrebbe accertarsi della problematicità da me esposta.